Dunque, ieri sera abbiamo messo un piccolo trafiletto questa mattina su chioggiaazzurra.it, alle ore 19 circa c'è stato uno scippo in Riva Vena, una persona in scooter ha scippato una donna, una signora, una turista che si aggirava, passava per Riva Vena, non sappiamo il posto esatto, comunque la notizia ci è stata confermata. In realtà non sappiamo più di tanto su questo scippo, sappiamo che stanno indagando i carabinieri, che ci sono le telecamere, quindi dovrebbero riuscire a recuperare chi è la persona. E il problema è che da un po' di tempo Chioggia, che è sempre un'isola felice, basta prendere i giornali di quello che succede a Mestre, a Marghera, piuttosto che a Padova, nella zona della ferrovia, ma anche in altre città, e che c'è una situazione sempre più di emergenza per tutta una serie di motivi in pratica, ma e quindi a Chioggia per fortuna insomma non siamo ancora a quel livello, però purtroppo questa cosa sta implementando sempre di più. Abbiamo dei soggetti che purtroppo legati alla droga, allo spaccio che c'è anche a Chioggia e sempre in maniera più importante, questi per procurarsi la droga fanno quello che fanno, quindi spacchettamento, rottura di vetrine per avere in cambio qualche euro, qualche decina, forse qualche volta qualche centinaio di euro, ma fanno danni per migliaia di euro. Adesso si è arrivati addirittura allo scippo. Come mai c'è questa escalation? Ma sul Gazzettino di oggi c'è un altro articolo che parla del carcere di Venezia a Santa Maria Maggiore, che è sovraffollato, e quindi questo sicuramente è uno dei motivi per cui evidentemente alcuni soggetti, tanto per fare nome e cognome, Marchetto Penso uno di questi, non viene messo in sicurezza perché il carcere evidentemente è troppo sovraffollato. Per carità, comprendiamo anche i giudici, però c'è da comprendere anche che con questa maniera non si è più sicuri e prima o poi capiterà qualcosa di grave. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. Il prossimo lunedì 4 marzo entra in servizio il nuovo comandante della Polizia Locale. Luca Sattin, 58 anni, di Padova, ha superato la selezione che si è tenuta tra i 13 candidati che inizialmente hanno presentato la domanda, scremati poi a 5 dalla commissione che era stata incaricata a vagliare le candidature presentate. Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, augura al nuovo comandante buon lavoro. La sua esperienza, maturata in centri importanti quali Padova, Trento e Cittadella, sarà importante nella nostra città, afferma. Nel contempo il sindaco ringrazia il dottor Michele Tiozzonetti per il servizio messo in essere per la città per ben 21 anni. Laureato in scienze politiche presso l'Università di Padova, Sattin ha svolto il ruolo di comandante nella Polizia Locale di Cittadella, Albignasego, Casalserugo e Maserà, Trento e Alta Valsugana. Le 1001 notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione svuota tutto. Tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio, li trovi a prezzi da favola. Le 1001 notte di Elisa, riposi bene e risparmi. Viale Mediterraneo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Dunque, in questi giorni c'è stato molto scalpore, anche molte polemiche per quanto riguarda le manganellate che sono state somministrate a un gruppo di ragazzi minorenni a Pisa e a Firenze, in pratica, no? Quindi in particolare i partiti di opposizione, la Schlein, ma anche altri, e poi hanno tirato fuori la battuta. Siccome il centro-sinistra in Sardegna ha vinto per meno di 3.000 voti, e allora la battuta era che per le manganellate in Sardegna hanno votato. Vabbè. Tra l'altro c'è stato anche l'intervento del Capo dello Stato. Personalmente stimo moltissimo il nostro Presidente della Repubblica, però credo che in questo caso diciamo, il rischio è di andare a criticare le forze dell'ordine
quando le forze dell'ordine sono i nostri difensori. E per quanto riguarda questo corteo, c'è anche un articolo su Corriere della Sera di oggi, quei ragazzi stavano partecipando a un corteo non autorizzato e stavano andando verso una strada che praticamente avrebbero potuto creare problemi, quindi se non fossero andati non si prendevano le manganellate. Anche su Chioggia abbiamo pubblicato una lettera degli insegnanti che appunto condannano le manganellate, ma le manganellate se le sono prese perché sono andati dove non dovevano andare senza autorizzazione. Anche a Chioggia più volte ci sono state delle manifestazioni, sono stati chiesti, tra l'altro il ministro ha riportato in Parlamento che ci sono state migliaia di manifestazioni autorizzate e solo un numero bassissimo ha avuto incidenti. Ecco, quindi poi il rischio è che attaccando le forze dell'ordine, poi le forze dell'ordine magari si girano dall'altra parte. Non mi riferisco ovviamente all'uscita improvvida, l'abbiamo pubblicata dell'ex vescovo, il vescovo emerito Adriano Tesarollo, ma il rischio è che le forze dell'ordine si sentano sempre più sotto accusa e quindi magari in certe situazioni invece di agire con fermezza magari potrebbero non agire. Tanto per dire, un'assurdità che arriva da persone di sinistra, con tutto rispetto dagli amici di sinistra, vorrebbero che gli agenti avessero il numero sul casco, quindi proprio cose assurde che dimostrano veramente, io stima degli amici di sinistra, che siano comunisti, che siano il Partito Democratico, non importa, però a volte ho l'impressione che questi soggetti siano al di fuori della realtà oppure vivono su altri pianeti e non su questo che viviamo noi adesso. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona con tutto rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Terminato il lavoro di restauro del basamento della Colonna di Vigo, un monumento rappresentativo della nostra città, risalente con probabilità al XII secolo in marmo greco. Il leone marciano, sulla sua sommità, soprannominato El Gatto per le sue dimensioni, ha molte peculiarità che lo rendono unico tra i leoni marciani, dalla posizione del corpo, della coda, ai simboli contenuti nella sua figura. Dopo il suo ultimo restauro attorno al basamento, per impedire che le ruote delle auto passassero sopra gli scalini, era stata transennata con transenne normali per la viabilità, sostituite poi con dei cubi in marmo bianco che venivano continuamente spostati da chi voleva fare una goliardata e che erano comunque il posto preferito dai cani portati a passeggio per lasciare traccia del loro passaggio. Il nuovo intervento ha ripulito il basamento e i blocchi che sono stati spostati e sostituiti con un nuovo arredo, molto più consono e snello. Da blocchi e basamento sono state tolte le tracce di liquidi organici. Ci si auspicherebbe che i nuovi paletti non diventino il nuovo punto di riferimento per la popolazione canina di Chioggia. I nuovi paletti sarebbero perfetti anche per sostituire le transenne poste attorno allo stendardo, il cui basamento è stato da pochi giorni ripulito e restaurato. Carne al fuoco, specialità carne, sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno, il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina. L'assessore regionale all'ambiente e protezione civile Giampaolo Bottacin ha affermato che la situazione meteorologica nel Veneto sta tornando alla normalità. Nonostante alcune criticità residuali in alcune zone, la situazione è sotto controllo grazie al perfetto funzionamento dei bacini di laminazione, che hanno dimostrato di essere fondamentali
per la sicurezza del territorio in caso di forti precipitazioni. Bottacin sottolinea che dal 2010 sono state realizzate opere per 2 miliardi di euro, rendendo il Veneto un modello nel campo della difesa idrogeologica. Durante un'unità di crisi è emerso che la perturbazione prevista in arrivo nelle prossime ore non costituisce una grande preoccupazione al momento, tuttavia verrà monitorata la situazione fino a domenica, specialmente nelle zone soggette a inondazioni. Bottacin ringrazia tecnici e volontari per il loro lavoro e assicura che l'unità di crisi rimarrà attiva fino a lunedì per ogni evenienza, sebbene l'attività di gestione dell'emergenza stia avvolgendo al termine. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia.